Emozioni, ma anche ricordi di quella che è la cucina tipica dei nostri territori. Un modo per vivere quelle emozioni assaporando i pasti che facevano parte della quotidianità, ma con un'emozione in più. Dal giorno alla notte l'atmosfera cambia. Ciao Rebecca! Ciao, Ma allora che ci fai qua? io sono entrato a mangiare. Ma dai! E non si può non pensare alla tradizione della Sardegna con i maloredus, fatti con sugo alla capitanese, un classico della cucina sarda. È un'emozione poter assaggiare i gusti e i piatti della tradizione cucinati con un tempo. Un modo per scoprire la cultura contadina, ma anche la cultura casalinga che porta in tavola il bello e il buon mangiare. Sono con Ambrosiano, Pamela e Rebecca, che sono i padroni di casa di questo bellissimo home restaurant. Quando è nata questa idea, Ambrosiano? Allora Luca è nato 4 anni fa per gioco e alla fine si è rivelato un successone. Ecco Pamela, perché è nato? Com'è nato? È nata dall'idea degli stessi inquilini di cenare all'aperto e sotto le stelle. Non è solo una vacanza che serve per respirare aria buona e gustare sapori unici. Qualsiasi momento dell'anno va bene per provare il cibo e la cucina degli ulivi, l'home restaurant a Portofino Sant'Anna Resi.